Buonasera, buonasera e grazie di essere qua questa sera, numerosi. Un grazie particolare ai candidati al sindaco di Caorle che hanno accettato questo invito. Un invito che è stato proposto da Lega Ambiente con la collaborazione di Avviso Pubblico. Al termine di questa serata chiederemo ai candidati sindaci di sottoscrivere una carta che loro hanno già ricevuto via mail, che è una carta di impegni, di intenti per garantire trasparenza e un loro impegno verso un percorso amministrativo che garantisca attraverso la trasparenza la partecipazione dei cittadini e quello che per noi è importante, la massima garanzia di legalità, cioè proteggere questo territorio da quelle che possono essere infiltrazioni ben nascoste attraverso grandi società o altro, perché non c'è bisogno della cosca con la coppola, ma oggi purtroppo le infiltrazioni il più delle volte sono date dalla grande finanza o da forme di pressioni che possono intervenire sulle singole persone. Il documento che è stato a loro sottoposto è un documento in parte redatto da Avviso Pubblico che l'aveva postato sul proprio sito, invitando tutti i candidati consiglieri o candidati sindaci a sottoscriverlo, e d'accordo l'abbiamo ampliato con alcune sensibilità che come Lega Ambiente abbiamo ritenuto di portare per quello che è il territorio del Veneto orientale e il litorale. Un territorio che non è come si può dire, non coinvolto da fenomeni di carattere mafioso o legato a ecomafia. È un territorio che molte indagini hanno non solo sfiorato ma interessato in maniera importante, e quindi riteniamo che sia necessario approfondire e renderla evidente la sensibilità che molto spesso sentiamo nella politica. Sì, è vero, ma noi siamo un territorio sano, lo speriamo, però dimostriamolo anche con azioni, con intenti, con fatti che ci possano mettere a riparo da qualsiasi infiltrazione o tentativo di infiltrazione. È importante perché è garantire un futuro, una crescita sana per chi lavora in maniera corretta, per far crescere i nostri figli in un territorio sano, che non sia un territorio controllato da clan o quant'altro, cosa che purtroppo è forte in altre aree, ma che sia soprattutto un territorio sano dal punto di vista culturale. Quello che i candidati sindaci, gli amministratori possono fare è proprio questo: tutelare, conservare e far crescere una cultura della legalità. Questa è la sfida che è poi in questo documento che poi leggeremo alla fine, ed è proprio quello che noi riteniamo questa sera, con l'aiuto di Maurizio Dianese, giornalista del Gazzettino, che per molti anni si è occupato di questo territorio e non solo di Venezia e di altre aree del Veneto, proprio legato, diciamo, a fenomeni di infiltrazioni criminali. Quindi è una penna ben informata da questo punto di vista, e ci aiuterà in questo percorso, confrontandoci, aiutando il confronto tra i candidati, che auspichiamo che sia un confronto estremamente costruttivo. Quello che noi chiediamo ai candidati questa sera è che esca un impegno comune, indipendentemente da chi sarà il sindaco la sera del 5 di giugno, ma che esca comunque, si esca da questa occasione, perché per noi è un'occasione, si esca con un impegno comune
sia da parte di chi sarà all'amministrazione sia da parte di chi sarà all'opposizione, in difesa di questo territorio, in difesa delle attività delle aziende sane, in difesa di tutti coloro che credono in uno sviluppo, non dico sostenibile perché è difficile, ma in uno sviluppo, diciamo, che sia il più integrato su questo territorio. Questo è quello che noi ci aspettiamo da questa serata, e ora cedo la parola a Maurizio Dianese e ringrazio ancora i candidati e tutti voi per la presenza. Grazie. Grazie. Quando dicono si è occupato, mi sembra sempre che sia il caso scaramantico di toccarsi. È occupato, mi occupo ancora, almeno finché non mi succede qualcosa. Sono venuto più di una volta qui a parlare di criminalità organizzata, anche se la zona più interessante non siete voi, scusatemi, ma è Eraclea, per dirvi che avete al di là del fiume una zona importante per quanto riguarda l'insediamento criminale, e di qua ne avete uno ancora più importante, appunto nella zona soprattutto di Eraclea Mare. Tenete presente che quel che voglio dire è che è il caso che voi elettori apriate occhi e orecchi. Io non conosco praticamente nessuno dei 4 candidati, né conosco nulla delle elezioni di Caorle. Dico e avverto che è il caso che voi apriate gli occhi e accendiate dei riflettori su quel che conoscete benissimo di questa città, 1000 volte meglio di quanto posso conoscere io, anche perché è una città relativamente piccola. Di che cosa dovete avere paura? Intanto del fatto che non ci sia nulla di visibile. Le infiltrazioni sono silenti, dicono in gergo tecnico, vuol dire che nessuno se ne accorge. Ma ciò che fa la differenza fra la criminalità organizzata alla Felice Maniero e la criminalità organizzata proveniente dal sud, cioè la mafia, che si chiama 'ndrangheta o camorra come nel nostro caso, perché qui l'insediamento è tutto camorristico, che si chiami mafia, camorra o 'ndrangheta non ha importanza, ma quel che fa la differenza è il contatto con la politica. Ecco perché voi siete determinanti, perché le organizzazioni malavitose che vengono dal sud hanno nel loro DNA il contatto con la politica. Allora, sempre per parlare di chi è lontano da voi, a Eraclea i casalesi decidono chi vince le elezioni, lo decidono loro. Non vuol dire che appoggiano necessariamente chi vince, può voler dire anche che non appoggiano chi vorrebbe vincere. Sono in grado, cioè, di spostare un pacchetto di voti in modo tale da influenzare direttamente le elezioni. Quindi dovete avere paura del fatto che più o meno sapete che ci sono, più o meno li conoscete, più o meno li vedete che girano, eccetera, e vi chiedete che cosa stiano a fare. Allora, sostanzialmente al nord le mafie vengono per investire, e quindi soprattutto nell'edilizia, nel gioco d'azzardo. Noi siamo la 5ª regione d'Italia in cui ci sono contratti sospetti per quanto riguarda il riciclaggio. Ne hanno contati esattamente 4.959, nel 2009 erano 1.244, quindi 4 volte tanto, sono più che quadruplicate. Le operazioni di riciclaggio sono quelle che vengono segnalate dalle banche. Tenete presente che le banche segnalano pochissimo. Per quanto riguarda la criminalità organizzata è come per i sequestri di droga: ogni chilo di droga che viene sequestrato ce ne sono altri 100 che sfuggono. Quando noi parliamo quindi di 4.959 operazioni di riciclaggio rilevate, vuol dire che dobbiamo moltiplicare almeno per 3 per avere un'idea. Il Veneto è la 5ª regione italiana per operazioni finanziarie sospette, ma è anche la 5ª regione per quanto riguarda il gioco d'azzardo. La mafia fattura con il gioco d'azzardo in tutta Italia 15 miliardi di euro, nulla a che vedere con la cocaina, perché solo per la cocaina la 'ndrangheta fattura 100 miliardi di euro all'anno. 100 miliardi di euro all'anno sono non so quante finanziarie da qui fino alla fine dei nostri tempi. Di che cosa dovete
tener conto. Allora, le infiltrazioni avvengono soprattutto nel settore edile. Quando c'è una speculazione edilizia potete andare abbastanza certi che bisogna accendere 4 riflettori e capirne di più, e quindi chiedere ai sindaci che ci sia trasparenza su tutto. Quando c'è un progetto, il progetto deve essere spiegato alla cittadinanza 25 volte, finché anche l'ultimo stupido, che sono io, non ha capito esattamente di che cosa si tratta. Non è detto che costruire sia segno di progresso. Può esserlo, dovete deciderlo voi, ma in ogni caso dovete sapere esattamente chi costruisce e che cosa fa. Tenete presente che qui ha sede una società che è legata alla 'ndrangheta, che qui non ha assolutamente operato, però curiosamente ha sede a Carlo. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo, per quanto riguarda l'edilizia, per quanto riguarda direi anche la parte proprio costruttiva che riguarda l'edilizia, cioè non solo gli appalti che sono già in corso, ma anche le aziende che lavorano. Quando c'è di mezzo il comune che dà le autorizzazioni, che ci sia il massimo la trasparenza, che secondo me vuol dire fare delle assemblee pubbliche e dire: guardate, come giunta abbiamo intenzione di dare il via libero alla costruzione delle terme, tanto per fare esempi che conoscete bene. Perché no? Non sono né contrario né favorevole. Dico, c'è l'intenzione di fare questo, è una maxi operazione dal punto di vista edilizio. La città deve essere informata per filo e per segno, non che venga fuori fra 6 mesi che la ditta in realtà non è quella perché c'è un subappalto del subappalto del subappalto. È chiaro, il sindaco deve essere quello che garantisce e dice: costruisce la ditta di Maurizio Dianese, vuol dire che io vengo con i miei operai, non che do il subappalto a qualcun altro. Quindi la trasparenza è assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda il resto, dico, non è che come sindaci potete fare questo granché, perché vi faccio un esempio, sempre che non riguarda Carlo ma che riguarda la vicina Eraclea. Quando un casalese presenta la domanda per avere la concessione di un tratto di arenile, io voglio vedere, perché che rifiutiate o che accettiate comunque siete incastrati. Se accettate tutti pensano che siete d'accordo, se rifiutate il casalese dirà che come minimo che ce l'avete con lui, e comunque rischiate che qualcosa succeda. Però anche questo avviene sistematicamente, soprattutto sul litorale. Questi sono posti ricchissimi dove circolano un sacco di soldi, dove c'è la possibilità in una stagione di fare talmente tanto nero e di far sparire i soldi che loro sono interessati a questo. Basta, mi fermo. Per motivi... Poi prendiamo l'elenco da come sono o partiamo da non partiamo sempre, ci mancherebbe altro per motivi di cavalleria. Scusa che così è giusto, Sonia? Xausa. Va bene. La domanda è abbastanza chiara o vuoi che te la rifaccia più chiaramente? Allora, noi del Movimento 5 Stelle partiamo un po' in vantaggio rispetto a questo tema, perché abbiamo già un codice etico nostro che firmiamo nel momento della candidatura e che prevede una serie di impegni etici, appunto. Devo dire che è nostra intenzione, come prima cosa, nel momento in cui dovessimo entrare sia come maggioranza o come minoranza, proporre la modifica del regolamento sulla partecipazione per introdurre alcune piccole postille e alcuni strumenti che servono proprio per mettere in pace l'amministratore. Volevo fare un esempio, se è possibile. Dunque, se una grande opera prima di essere approvata in Consiglio Comunale deve passare da un referendum che sia confermativo, si toglie automaticamente la possibilità del casalese o del mafioso, dell'interessato, del portatore di interesse, la possibilità di fare pressioni sulla famiglia e direttamente sulla persona, perché se si sa che l'ultima parola ce l'ha comunque la cittadinanza, quello che lui può fare è limitato. Un altro piccolo strumento che si può fare come partecipazione è quello di mettere
un piccolo vincolo nel momento in cui si fanno le delibere. Se io devo fare una delibera per mandare avanti una infrastruttura di interesse pubblico, posso mettere nella delibera una piccola frase che dice salvo approvazione della comunità, con gli strumenti di assemblee pubbliche o comunque di referendum confermativo in questo caso. Questo per non avere le ritorsioni economiche da parte dell'imprenditore che vuole fare l'opera, che nel momento in cui si va ad annullare per esempio una delibera per andare a ritrattarla, si ricatta l'amministrazione dicendo se tu non mi fai passare l'opera io ti faccio causa e tu pubblico o comune devi risarcirmi tot milioni di euro. Per cui il problema più grande che abbiamo come amministratori è proprio quello: nel momento in cui ci sono già delle delibere in atto, per tornare indietro bisogna fare in maniera che ci sia il benestare della comunità, per togliere la possibilità a questi soggetti che sono singoli il potere di fare pressione su un'unica persona. Mi avete già spento? Si usa molto nel nord Europa questo, Sì. Nel nord Europa quando io voglio fare una sopraelevazione di casa mia la posso fare perché i vicini siano d'accordo. Non è semplice introdurre un elemento del genere. Però in Svizzera funziona. Vabbè, comunque la proposta è interessante. Poi altri strumenti noi avevamo pensato intanto di rendere pubbliche anche le commissioni. Ad oggi, prima dei consigli comunali si fanno le commissioni, il cittadino può audire a queste commissioni, sì. Però in realtà non c'è una gran comunicazione di quando e dove si fanno, per cui la gente, se viene a sapere che si fanno le comunicazioni, è comunque limitata a quella che è già politicamente impegnata. Se ci fosse anche una newsletter da parte del comune che dice quel giorno là c'è la commissione, si potrebbe creare l'attenzione per cui la cittadinanza può audire in commissione e arriva al consiglio già preparata, sapendo se è d'accordo oppure no del punto che si va a discutere in consiglio. Quindi pubblicità cosa vuol dire? No, Farlo pubblicizzare le commissioni, quando e dove si fanno, qual è Farlo l'ordine del sapere giorno. come. Pensavamo per esempio con una semplice pubblicazione sul sito del comune. Vabbè. Questo potrebbe essere già un inizio, visto che quasi tutti usano i social network, si può fare anche un passaparola o si può mettere con un anticipo minimo la possibilità della gente di sapere che quel giorno là. E poi una assemblea pre-consiglio per spiegare appunto alle persone di cosa si va a trattare nel consiglio successivo, per dare la possibilità alle persone di intervenire. Dopo, una volta ogni tot tempo, noi pensavamo una volta ogni 2 mesi circa, fare un consiglio comunale aperto per dare la possibilità alle persone di discutere. Vabbè, avete impegni da qui ai prossimi 5 anni. Partecipa Chi vuole partecipare. Mi pare strano che non citi nulla di internet, che loro possano in qualche modo avere a che vedere gli altri. Allora, referendum propositivo e confermativo si può fare a costo zero, perché è questo che ci interessa anche, e si può fare istituendo per esempio un canale online con una certificazione dentro nel sito del comune, recandosi personalmente in posta, e per chi è disabile e che vuole partecipare. Ma avete intenzione di fare questa roba Sì. nel caso? Vabbè. Noi ce l'abbiamo in programma. Fermiamoci qua per adesso. Alessandro Morini, dici le tue opinioni. Buonasera, intanto grazie a tutti della presenza. Mi fa piacere poter affrontare un tema così, io ritengo importante e essenziale nella vita di una comunità in generale, ma in particolare di un comune, perché purtroppo anche qui a Cava abbiamo vissuto negli anni recenti delle forme, io direi, deviate di democrazia e di governo locale. L'ho vissuta sulla mia pelle, la questione delle terme, che non è questione delle terme sì o delle terme no, ma è questione del perché un sindaco e un consigliere hanno deciso di stralciare un punto che prevedeva espressamente la revisione, ove giuridicamente possibile, dell'intervento delle cosiddette terme in zona C239. Un punto che noi abbiamo anche in sede di presentazione della nostra lista civica il 5 maggio di quest'anno documentato
anche con quelli che erano gli impegni scritti firmati dal sottoscritto, da Marco Favaro, da Giovanni Comisso e da Luciano Striuli. Un impegno che è stato trasfuso in una mozione protocollata, quindi atti pubblici ufficiali, e a fronte dei quali Luciano Striuli aveva dichiarato a me, con un messaggio, quindi con un documento che poi è stato acquisito dalla magistratura, quando io lo esortavo, no, a tenere duro e a non dare troppo peso a certe questioni e di rimanere sereno e rilassato per quanto possibile, e lui rispondeva: grazie, è dura però quando qualcuno minaccia la tua vita e quella della tua famiglia. Lo ha detto lui, non l'ho detto io. Allora capite che in queste situazioni ci vuole poco a capire che non è uno strumento importantissimo come quello della democrazia partecipata, senz'altro utile, che noi vogliamo, che noi riteniamo essere un passaggio necessario nella vita pubblica di un'amministrazione, ma è quello della persona che, soprattutto quando riveste un ruolo pubblico, qual è quello del sindaco, ha il dovere di resistere. Chi non se la sente non è obbligato a stare lì, gliel'abbiamo anche detto. Se non te la senti, andiamo assieme a denunciare le minacce e dopo ti dimetti. Invece è stato tolto il punto e il sindaco non si è dimesso e qualcuno ha preso anche la poltrona d'assessore. Questa è la differenza. Certo, si possono fare tutti i referendum possibili e immaginabili, se però, come è già successo in passato, ci troviamo ad assistere alla popolazione che ci riferisce di come, rinvenuta una scheda di un altro comune nelle urne del comune di Cavola, non succede niente, tutto bene, tutto a posto, può capitare se viene risposto, però poi alla fine i voti vengono concentrati e questo è normale, forse per qualcuno sì, per noi no. Allora il problema sono le persone, bisogna capire nei fatti come le persone si sono comportate e dai fatti e dal comportamento delle persone capire se si è in grado o meno di esprimere un voto di fiducia. Questa è la differenza. Ci dici cosa intendi fare? Intendo fare per ripristinare una situazione, diciamo, di legalità. Per esempio, se firmi il documento che il documento io ve lo firmo già adesso, se volete, non è un problema. Io ho sempre, come dire, i punti che sono indicati nel documento sono da sempre oggetto della nostra politica e del nostro comportamento. Non vedo per quale motivo dovremmo sottrarci a un impegno di questo tipo. Chi non dovesse firmare evidentemente avrà qualcosa da nascondere, io penso. Sì, dopo oltre che firmare bisogna anche che le cose è questo che dicevo io prima, è nei comportamenti concreti che si vede la differenza tra le persone, perché anche questo documento che ho fatto vedere prima è stato firmato, eppure vabbè, sì, non fermiamoci sulla storia delle terme. No, ho capito, ma adesso Luciano Striuli risponde. Ma non è solo la questione delle terme, ce ne sono tante altre. No, vabbè, ma è chiara la cosa. Per quanto riguarda il decalogo che presenta Lega Ambiente, tu lo firmi? Assolutamente sì. Allora, mentre Striuli si prepara, calma. Carlo Biollo. Sì, grazie. Beh, intanto ringrazio anch'io tutti voi per essere presenti questa sera. I temi che abbiamo trattato, che sono stati introdotti, sono tutti temi di come dire, estremo interesse per il nostro programma amministrativo, sono temi che vengono contemplati nel programma amministrativo. Ribadisco, insomma, io e la Sausa ci rivolgiamo alla platea degli elettori come prima esperienza amministrativa, quindi sicuramente tutto ciò di cui si è parlato e che è accaduto e di cui parlava Alessandro Borin ci riguarda, diciamo, fino a un certo punto, ma ci allarma, almeno mi allarma moltissimo, perché l'appello rivolto è un appello a cui sicuramente noi ci uniamo, tant'è che il primo atto amministrativo che noi andremo a sottoscrivere nel momento in cui entreremo in amministrazione sarà proprio una richiesta
affinché possiamo tornare ad essere annoverati tra l'elenco di avviso pubblico. Quindi questo sarà il primo atto che io andrò a sottoscrivere da sindaco. Vogliamo rientrare dentro l'elenco di questa associazione, che è un'associazione che annovera le amministrazioni virtuose contro qualsiasi tipo di mafia, e quindi noi riteniamo che il fatto di essere stati cancellati dopo più di 10 anni che eravamo parte di questo elenco abbia danneggiato davvero in maniera irreparabile l'immagine di Caorle. Siccome riteniamo noi di poter garantire attraverso il nostro programma amministrativo trasparenza totale, ma non solo la trasparenza totale, ma soprattutto promuovere tra i giovani quella cultura della legalità, che è una cultura della legalità che avviene soprattutto stando in mezzo alla gente e soprattutto avviando un processo di scelte amministrative che sia ampiamente partecipato e condiviso con i cittadini, cosa che anche questa non è scontata, non è assolutamente scontata. Quindi noi vorremmo riportare e riporteremo l'azione dell'amministrazione proprio tra i cittadini. È questo impegno sulla trasparenza e l'impegno di sottoscrivere i punti che voi oggi ci avete sottoposti, un impegno che noi abbiamo messo a pagina 2 del nostro programma amministrativo, proprio perché riteniamo che sia indispensabile ritornare e riposizionare Caorle, riportarla alla normalità. E una volta riportata alla normalità non si può assolutamente allentare la preoccupazione, perché i dati che ci ha esposto il dottor Dainese adesso sono dati che ci allarmano, ma ci allarmano i dati perché probabilmente forse non siamo ancora parte che dà un contributo a questi dati, ma se siamo coinvolti, cioè nel senso che siamo circoscritti da questi tipi di realtà, dobbiamo stare non attenti una volta, attenti 2 volte. E allora quando si parla di attenzione, l'attenzione deve essere rivolta ai candidati, sicuramente, che devono essere loro i primi testimonial, devono essere loro i primi a testimoniare un'azione loro che vada contro certi tipi di deviazioni. Okay? E su questo l'invito è proprio a fare molta attenzione. Mi unisco, facciamo molta attenzione, ma cominciamo a fare attenzione già da adesso quando esprimiamo il voto, perché quando si parla di lotte alla ludopatia, insomma, i riferimenti vanno chiari su alcune persone che della ludopatia ne fanno una ragione di sussistenza economica. E allora il fatto di trascurare certi atteggiamenti, cioè l'idea che tutto passi sotto la normalità, che tutto sia tollerabile, che non ci sia più una voce che si possa alzare per dire no signori, ma non è tollerabile, cioè, ci sono delle cose di fronte alle quali bisogna far sentire alta la voce. E un amministratore che cosa può fare? Può cercare di fare delle azioni che siano delle azioni di attenzione, delle azioni che siano rivolte appunto a promuovere con tutte le iniziative possibili questa cultura della trasparenza. Una trasparenza sì di atti amministrativi, sicuramente una trasparenza di atti amministrativi, ma una trasparenza anche nel rapporto con le persone, con la gente. E oltre a questo che cosa può fare? Può cercare di far potenziare la presenza delle forze dell'ordine, può cercare di utilizzare meglio le forze dell'ordine che dipendono dall'amministratore attraverso l'impegno del vigile di quartiere, la videosorveglianza, soprattutto in quei quartieri magari che sono quartieri dove scarseggia la presenza della forza dell'ordine. Cioè, queste sono le azioni che Sulla trasparenza cosa possiamo dire di concreto? Come la facciamo questa trasparenza? La trasparenza soprattutto nel riuscire a mantenere quella tradizione di pubblicare attraverso internet le azioni amministrative, i consigli che si fanno, ma soprattutto anche promuoverla proprio con delle azioni vere e proprie di stimolo verso quel mondo associazionistico di giovani soprattutto, dove portare anche una voce come la sua, per esempio, o esperienze giornalistiche che ci mettano di fronte agli occhi quali siano le realtà di fronte alle quali noi siamo prossimi ad inciampare.
Quindi, No, ci siete già dentro per questo. Allora, sindaco uscente e forse entrante. Chissà. Buon pomeriggio a tutti. Facciamo una parentesi sulle terme, sì, per forza. Posso? Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Allora, partirei dalla questione trasparenza. Il primo atto che ho fatto quando mi sono insediato alla guida della città nel 2012 è stato quello di far approvare dal Consiglio Comunale un regolamento che consentisse la videoripresa di tutti i lavori del Consiglio Comunale. Questa è una questione di trasparenza ed è una questione anche di grande disponibilità che l'amministrazione deve dare a quei cittadini che non possono essere presenti. In materia di gioco d'azzardo patologico, direi io, perché è lì che dobbiamo assolutamente intervenire, nel 2013 abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con la Prefettura di Venezia, molti comuni, non solo il comune di Caorle, con il quale abbiamo istituito prima un tavolo tecnico che poi si è trasformato in tavolo di lavoro, e la finalità era quella di redigere un regolamento che fosse condiviso a tutti i comuni della provincia di Venezia. Caorle l'ha portata avanti, fortunatamente anche nel periodo di commissariamento, e la bozza di regolamento è pronta ed è pronta per essere approvata. Il testo io assolutamente lo condivido, la bozza quella che mi è stata data in questi mesi a disposizione. Per quanto riguarda la questione relativa all'informare cittadini, imprenditori di quelli che sono i maggiori progetti a livello di urbanistica oppure i maggiori progetti a livello di appalti pubblici, sicuramente faccio riferimento a quello che il giornalista ha detto prima, che comunque già nel sito del Comune di Caorle dal 2013 pubblichiamo nella sezione trasparenza tutti i dati relativi agli appalti, ai bandi, nonché tutti i dati relativi a tutte le persone che amministrano la cosa comune, non solo consiglieri comunali, assessori e sindaco, ma anche i componenti della Fondazione Caorle Città dello Sport, della società partecipata del Comune Caorle Patrimonio SR, che insomma amministrano tutti la cosa pubblica. È una cosa che abbiamo già fatto. Certamente queste cose vanno assolutamente portate avanti. Quando nel 2015, in attuazione di una legge dello Stato, all'inizio del 2015, c'eravamo ancora noi, abbiamo costituito la CUC, la centrale unica di committenza in materia di appalti pubblici, l'abbiamo fatta con Sastino di Vivenza per vicinanza territoriale. Anche lì abbiamo costituito una sezione pubblica sul laboratorio nella quale si possono vedere tutti i dati necessari, però accolgo l'invito relativo al fatto che la cittadinanza può ulteriormente essere informata con dei momenti di confronto pubblico nel quale si possa chiedere e si possa assolutamente rispondere su questa tematica. E arrivo, mi pare che la questione centrale sia le terme. Pensavo di dover parlare di programma qui e mi trovo ancora una volta ad assistere al live motive di Alessandro Borin, che non perde mai l'occasione di attaccare la mia persona sul mio passato amministrativo, la mia persona anche proprio sotto l'aspetto familiare, personale. Ecco, io non ho mai replicato, non intendo replicare neanche oggi, perché credo che la gente sia stufa di sentir parlare male, sia stufa di vedere queste cose negative. La gente vuole solamente che gli si proponga delle soluzioni per dei problemi che sono legati alla quotidianità. Io due parole sulle terme ve le dico. Io sono favorevole alla termalità perché ritengo sia comunque un segmento turistico molto importante, da un lato perché consente il prolungamento della stagionalità, dall'altro perché offre un servizio ai turisti che non abbiamo, quindi un aspetto del turismo complementare rispetto a tutti gli altri, rispetto anche a quelli che potremo ancora prendere come il turismo ambientale, quello ciclopedonale, quello della lenta navigazione fluviale, insomma, ne abbiamo tanti, quello enogastronomico, quello culturale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è un servizio che diamo anche ai cittadini, quindi una stagione che va male, la termalità la può aiutare, male dal punto di vista meteorologico, una stagione che si prolunga tutto l'anno sicuramente aiuta i nostri imprenditori e le nostre famiglie a avere i denari per vivere. Un servizio indubbiamente ottimo che possiamo dare alla cittadinanza sulla termalità, io sicuramente la porterei avanti. Per quanto riguarda la questione nello specifico di quel piano sostanzialmente C239 che è stato approvato nel 2007, nel gennaio del 2007 dalla Giunta Sarto e dal Consiglio Comunale guidato da Sarto,
io mi sono trovato un accordo procedimentale già approvato, in ordine al quale non ho potuto fare assolutamente niente. Il Consiglio Comunale, quel progetto non è un progetto, è un piano, un accordo procedimentale, lo ha portato avanti prorogandolo prima nel dicembre del 2007, poi nel 2008 e lo ha prorogato fino al 2013, poi eravamo arrivati noi, lo abbiamo prorogato, poi è arrivato il commissario e lo ha prorogato. Allora io mi chiedo, se quella delibera era illegittima, non era da prorogare, come mai l'ha prorogata anche il commissario, come mai l'abbiamo prorogata noi e come mai nel Consiglio Comunale del 2008, io ho qui la delibera, se volete ve la lascio, lo stesso Alessandro Borin ha alzato la manina e ha dato voto favorevole alla proroga delle terme. Quindi è favorevole al progetto. Io farei subito. No, aspetta un attimo, farei subito una roba. Facciamo una raccolta rapida di domande che così capiamo l'orientamento, perché può darsi che siate interessati anche a un unico argomento. La parola, no? Perché il giornalista ha detto una cosa non precisa, non ho detto che sono favorevole al progetto, ho detto che ho prorogato una cosa che si doveva prorogare perché i pareri dei dirigenti del segretario comunale sono favorevoli alla termalità. Alla termalità che è una cosa diversa. È favorevole al progetto o no? No, allora io ho detto sono favorevole alla termalità. C'è un progetto che la bisogna mia portare. domanda è favorevole al progetto o no? Allora io credo che quel progetto si possa migliorare, l'ho dichiarato anche alla stampa, non sono riuscito a dichiararlo nel confronto pubblico di sabato scorso in palestra perché mi è stata tolta la parola. E la mia soluzione è quella che quel progetto si può migliorare, soprattutto introducendo una quota di edilizia residenziale agevolata per i nostri giovani, per le non giovani coppie, per poter favorire l'acquisto della prima casa. Queste sono le dichiarazioni che ho già reso. La domanda più semplice, che è quella della campagna elettorale, quanto è costata e chi c'è dietro a noi. Allora, abbiamo speso finora 223,59 centesimi, perché ci siamo stampati autoprodotti volantini e i due volantini che abbiamo incuriosiscono 59 centesimi. perché ho il discorso C'è guardato, no, perché siccome è successo, noi abbiamo aiutato una serie di altre campagne elettorali nella zona, Portogruaro eccetera, a fare le liste 5 Stelle, abbiamo imparato che a fine campagna elettorale bisogna fare la rendicontazione personale, per cui siamo molto attenti a non incorrere in errori, perché è successo che per una questione di inesperienza qualche candidato che non aveva speso niente non ha fatto la dovuta rendicontazione pari a zero, però è obbligatoria per legge, per cui quest'anno 223, anzi abbiamo speso altri 18,50 per comprare 1000 volantini per i referendum sociali che non... E immagino che li siete pagati voi. Esatto, tutto autofinanziato, dietro di noi non c'è nessuno, siamo noi che siamo stufi insomma di come stanno andando le cose, e siccome dove i cittadini si sono fatti avanti le cose funzionano non tanto quanto amministrazione ma anche come controllo, abbiamo deciso di correre per mettere un po' di fiato sul collo a questo paese. Se dovessimo vincere, comunque abbiamo esperienze amministrative locali tipo Mira eccetera, e abbiamo chi può aiutarci a non sbagliare. Per cui sulle terme hai già detto prima che no, noi siamo per l'annullamento della delibera. Annullamento perché secondo noi se deve essere terme deve essere fatto in un posto dove c'è da riconvertire l'esistente e dopo aver valutato se le terme sono una va soluzione. bene, questo perché... è chiaro. Per Porto Santa Margherita hai una risposta? Allora, Porto Santa Margherita è stata la famosa perla dell'Adriatico, è stata abbandonata con l'andare degli anni e per una questione di speculazione è diventata uno dei tanti siti costruiti qui di Caorle. Finora non è mai stato investito niente di riqualificazione del territorio. Noi abbiamo una proposta
culturali, di eventi e di sistemazione del minimo per poter vivere decentemente, tipo le illuminazioni, le strade, quelle che sono le cose primarie per iniziare, e soprattutto vorremmo spostare l'attenzione e gli eventi turistici in tutte le località, non soltanto Porto Santa Maria. È chiaro. Una domanda a proposito delle terme: avete già studiato la questione dal punto di vista giuridico, cioè siete convinti Sì. che sul serio si possa fermare? Si può annullare perché ci sono, intanto è una cosa del 2007 che ha avuto una serie di proroghe e di cambiamenti, per cui bisogna analizzare tutta la procedura per vedere se nel frattempo è stato tralasciato qualche cosa, e già là la nostra intenzione comunque è di... No, va bene, avete già studiato la cosa, secondo voi si può annullare? Sì. Ok. Mi sono dimenticato la storia dei signora, investimenti su litorale, Allora. acque buone, pulite e sane. Sì, e anche la signora aveva chiesto del discorso di come fare trasparenza. Ci sono degli strumenti di democrazia diretta che servono proprio a questo, servono per evitare che l'amministrazione che è in carica per 5 anni, per cui un mandato, non possa decidere per una popolazione che nel territorio resta per 40-50 anni, per cui per togliere questo fardello si usano gli strumenti di democrazia Sì, diretta. la domanda era: come faccio io cittadino a capirne qualcosa? Intanto Cioè, bisogna cominciare a partecipare di più e fare un po' di più attenzione, perché se non si può delegare e dopo lamentarsi, bisogna cominciare a seguire la vita politica, e se ci sono gli strumenti, cioè le assemblee pubbliche eccetera, si può cominciare anche a essere un po' critici. Una volta che l'amministratore ha la criticità della sua popolazione o la contrarietà, fa fatica a portare avanti le cose. Per quanto riguarda bandiera blu, allora bandiera blu è un punteggio che l'Europa ha deciso di fare con direttiva europea, e è fondato su una serie di punti, nel senso se la spiaggia è attrezzata al scivolo per entrare con la carrozzina, se ha le docce ogni tot metri, se ha delle infrastrutture, viene valutato ogni piccolo intervento in un punteggio. La parte ambientale, cioè di come stanno veramente le acque, come sta il mare, quella non viene affrontata, è uno dei tanti punti, per cui abbiamo bandiera blu, ma di fatto, leggevo prima di venire qua Legambiente Veneto, gli ultimi dati pubblicati sono del 2012, e alle foci di tutti i fiumi del nord Adriatico ci sono stati trovati, nei pochi prelievi fatti, potete guardare nel loro sito, tracce di batteri, quelli che comunque provocano. quindi da sindaco cosa faresti? Allora, qua bisogna intervenire attraverso il consorzio di bonifica, che è quello che attraverso i contributi consortili dovrebbe tenere ed epurare la zona. La nostra intenzione è di fare un piano di fitodepurazione capillare, perché è quello più economico e quello più sostenibile. A mare invece vorremmo dare in concessione vincolata ai pescatori che migliorano il mare i tratti di mare, in maniera che, oltre ad essere migliorati attraverso fondamenti a satellite con zone di ripopolamento integrali alternate ad altre si chiama prelievo centellinato, cioè l'operatore che investe nella concessione garantisce che ci sia una permanenza del pesce, eccetera. Questo porta al beneficio. Un'altra cosa che serve e che serve per abbassare i costi pubblici è quello di mettere, ci sono queste strutture, ce ne sono di vario tipo, adesso non voglio fare il nome di una marca perché non è giusto, che servono a rompere le onde. Queste servono per evitare che quando c'è lo scirocco che porta via la spiaggia e porta invece tanti detriti. No, possiamo fare il nome, mica siamo alla... Allora, se volete andare a vedere, ci sono alcuni esempi, tipo Reef Ball si chiamano, è uno dei tanti esempi, che tra l'altro ha pubblicato nel suo sito tutti i dati relativi al mare, ai benefici, eccetera, molto interessanti, insomma. Ok, chiaro. Andiamo alle terme. Fermi, questo progetto voi l'avete studiato, giusto? È possibile fermarlo o non fermarlo? Siccome mi pare di capire che ci sia qualche interesse sulla questione, si può fermare? Sei per fermarlo, per modificarlo, per cancellarlo? Allora, anzitutto, non è che noi focalizziamo il nostro programma sulla questione terme, ma la questione terme è fondamentale per i cittadini per comprendere le persone che hanno di fronte come candidati. Noi siamo,
come dire, favorevoli allo sviluppo di una ipotesi termale a cavolo, ammesso che si possa parlare di ipotesi termale anzitutto. Però la questione delle terme in zona C239, che è questione risalente al Sarto 1 per capirci, e che è vero, io ne do atto, cioè io nel 2008 ho votato una delibera relativa a una modifica dello sviluppo delle cosiddette terme. Quello che fa la differenza è che questo accordo di programma aveva delle scadenze e poi è arrivato anche ad una convenzione stipulata in sede notarile. Però quando la ditta proponente chiede la proroga del termine e il Consiglio Comunale e il Sindaco e la Giunta nel 2009, quando io non ero più assessore, dopo vediamo anche perché non ero più assessore, e 2013 votano la proroga, è evidente che se lo fanno su richiesta del privato non erano obbligati, c'è stata un'espressa richiesta e l'amministrazione poteva decidere di non prorogare, così come peraltro la proroga concessa dal commissario secondo me è di neutralità, cioè il commissario dice: io mi trovo di fronte a una scelta politica, io sono un commissario, se prorogo il termine a fine 2016 non faccio nulla di male e non comprometto nessuna scelta, sarà chi verrà scelto dagli elettori a decidere se o meno portare avanti questo tipo di convenzione. Noi siamo per non portarla avanti, come peraltro già dichiarato in Consiglio Comunale, perché nel 2013, quando l'allora sindaco Striuli aveva prorogato il termine, noi abbiamo votato contro e c'è la delibera, potete andarvela a vedere, bisogna essere anche trasparenti e corretti nell'esporre le cose, non soltanto dire una parte. E allora bisogna anche ricordare questo passaggio, e quando poi a dicembre del 2013 il sindaco Striuli allora e anche poi colui che è diventato l'assessore commisso hanno votato per togliere il punto della revisione, è evidente che non hanno voluto rivedere il programma, non hanno voluto rivedere quella convenzione lì, la vogliono tenere così com'è, altrimenti avrebbero lasciato il punto, semplicemente. Ma il problema non è tanto questo, quanto il perché hanno tolto quel punto. E torniamo alla questione delle minacce, da lui riferite. Allora capite che è lì che bisogna scegliere le persone, se sono affidabili o meno. Ma passiamo ad altro. La videoripresa, ad esempio, per trasparenza delle commissioni consiliari piuttosto che dei consigli comunali, l'avevamo chiesta noi, ci è stata data quella dei consigli comunali, come avevamo chiesto anche di rendere pubbliche le commissioni, anche questo avevamo chiesto, di aumentare il numero dei consiglieri e dei commissari, tutte cose che ci hanno respinto. E allora noi le proposte di trasparenza le abbiamo fatte. Chi oggi invece vuole, come dire, sciacquarsi la bocca con questo termine ha sempre negato questa possibilità. E allora vediamo perché non ero più assessore nel 2009. Perché, giusto per dare un esempio alla signora che chiedeva come potete dimostrarci, come potete darci un segnale concreto se siete in grado di assicurarci questa trasparenza. Ecco, allora io nel 2009 mi è stato detto che sono stato cacciato e io ho detto ringrazio per aver messo in chiaro, no, mettendomi fuori dal gruppo, che non faccio parte di quel gruppo. E qual era quel gruppo? Era quel gruppo che aveva voluto approvare la transazione sulle parcelle dell'avvocato, del pagamento dell'avvocato Carlini. Parcelle che, guarda caso, erano state oggetto anche di una perizia da parte di Luciano Striuli. E allora quelle parcelle lì io chiedevo che fossero accertate se effettivamente dovute nel suo ammontare, anche se fosse stato il caso attraverso una verifica giudiziaria. Certo, costa, ma io ho detto questo è il prezzo della trasparenza, perché se vogliamo dire ai nostri cittadini quanto effettivamente dobbiamo pagare a quello che era un avvocato all'epoca arrestato e poi anche condannato, io penso che il costo di un accertamento giudiziario dell'effettivo importo, se dovuto, fosse il minimo. E allora io ho votato contro quella delibera lì. Mentre persone che sono tuttora candidate nella lista Miollo, che erano in giunta allora, hanno votato a favore. Questa è la trasparenza. Allora certo il candidato Miollo è nuovo, ma i suoi candidati no, non tutti almeno.
È lì che si tratta anche di verificare ulteriormente come nei fatti le persone hanno dimostrato o meno la propria trasparenza. E sulle spese? Certo, anche noi siamo autofinanziati. Noi mettiamo i soldi necessari, 100 euro a testa, per far fronte alla stampa dei volantini piuttosto che delle locandine e di quant'altro. Quanto avete speso? Adesso avremo speso circa 1500 euro attualmente. E poi che cosa succede? Certo, poi faremo il resoconto. Chi sostiene oltre le nostre, a Marco Favaro? Le nostre tasche, ognuno Chi sostiene, nel senso, c'è qualcuno dietro di voi? No, noi ci siamo guardati negli occhi, addirittura loro hanno guardato negli occhi miei e mi hanno chiesto di, come dire, mettermi a disposizione anche per questa tornata, perché non sarebbe stata mia volontà farlo, a fronte di una richiesta così pressante di amici che mi hanno detto guarda che altrimenti noi non facciamo niente, lasciamo che il comune vada in mano ai soliti, che hanno dimostrato, come purtroppo abbiamo visto finora, come sono andate le cose, mettiti in gioco di nuovo. E io ho detto ragazzi ci siamo, se siete con me, perché io da solo non vado da nessuna parte, ma se ci siamo tutti quanti, vabbè, allora possiamo. La posizione è chiara e per te la cartina di tornasole è la storia delle terme, quindi loro sono in grado di decidere, certo, senza problemi. Posso terminare sulla questione? No. Su cosa? No, c'era la questione che chiedeva poi il signore di Porto Santa Margherita. Sì, ma siccome hai parlato mezz'ora sulla questione che ti interessi di più, su Porto Santa Margherita 10 secondi. Porto Santa Margherita, come un po' tutte le frazioni, noi riteniamo che meriti quell'attenzione che in passato non gli è stata dedicata, e l'attenzione altro non è che una spesa anzitutto della pubblica amministrazione, perché se è facile prelevare il gettito dalle frazioni come può essere Porto Santa Margherita, Duna Verde, San Giorgio, Terra Presa, non è altrettanto facile, abbiamo visto finora, e noi vogliamo invertire la tendenza, lasciare una parte del gettito come investimenti in opere pubbliche sul territorio. E questo pensiamo che i cittadini lo meritano, perché circa la metà della popolazione non risiede nel centro storico, quindi il discorso è questo: una parte del gettito va reinvestito nel territorio, anche dove viene generato. Adesso veramente basta, non se ne può più, non se ne può più. Adesso sentiamo la morale, adesso se ci fanno la morale. Allora, la morale, per cortesia, no. Stiamo parlando del piano delle terme, ok? Succede a un certo punto che la giunta Striuli perde 6 membri della propria maggioranza e va in giro, perché come il Presidente della Repubblica apre le consultazioni, e va in cerca di farsi stampellare dall'opposizione. Va dal signor Borin, che non è sceso dal cielo. Sono 8 anni che è parcheggiato dentro in amministrazione, prima in maggioranza e poi in opposizione, e trovano un accordino, no? Siccome sono 2 avvocati, i signori qui, fanno l'accordino per dire revisione del piano se giuridicamente possibile. Ecco la presa per il culo enorme. Allora mettono la postilla, se giuridicamente possibile. Allora abbiamo un ex sindaco che è stato avvocato del comune, che di professione fa l'avvocato e fa consulenze su questi temi. Abbiamo un altro avvocato che oggi invece veste i panni del pubblico ministero, perché si vede che gli sono più comodi. E cosa fanno? L'accordino sul se giuridicamente possibile. Ma un cretino come me, che fa l'architetto, forse può sindacare su questa cosa qua, no? Può sindacare su questo perché non lo sa. Okay? Ma 2 avvocati mi mettono la postilla se giuridicamente è possibile, ma questa è una presa per il culo per stare legati alla sedia. Ma svegliamoci fuori, basta queste menate qua, basta queste menate, e basta anche questa cosa e questa menata di continuare ad attaccarsi. Parliamo di programmi, parliamo di contenuti. Abbiamo fatto una campagna elettorale dove abbiamo visto qui cazzo, una roba impressionante, cioè, vabbè. Comunque, io dico solo questo, è una presa per in giro. E il signor Borin, quando voleva dire no alle terme, poteva rifiutarsi di firmarla, quella delibera in cui era presente, che reiterava l'accordo di programma, ma non l'ha mica fatto. Perché non l'ha fatto? E il signor Borin, ho qui 2 delibere del signor Borin, che fa tanto l'angioletto caduto dal cielo,
dove il signor Borin era presente per dargli i carichi al signor Carlini, suo collega. E allora tutta questa morale, per cortesia non venisse a farla, soprattutto a me, che io allora non c'ero. E i candidati che io ho in lista su 16 persone ne ho 11 che non appartengono a nessuna esperienza amministrativa del passato, sono slegati con qualsiasi esperienza amministrativa del passato, ne ho 4 che sono stati degli amministratori in passato, i quali amministratori, quando si sono trovati in disaccordo con la giunta Strioli, si sono dimessi. Quello che dovrebbe fare chiunque quando si trova in disaccordo, si dimette e non aspetta di essere cacciato. Si dimette e se ne va. Così funzionano le cose normalmente in democrazia. Questo funziona generalmente nei posti normali. Tornando ai temi. Quanti soldi avete speso? Allora, io non ho fatto ancora un consuntivo francamente dei soldi spesi. Ci siamo autofinanziati, vado a spanne, io immagino che saremo sui 3-4 mila euro francamente, perché un'agenzia che ti... Quanti ex sindaci ci sono dentro? No, non c'è. Allora, dietro la nostra lista ci sono una marea di ex sindaci, tantissimi ex sindaci, ci sono tantissimi ex amministratori che vogliono scongiurare, insieme a dei partiti politici, hanno sposato un progetto amministrativo di lista civica e siccome vogliono scongiurare l'ipotesi che Cavre possa finire ancora in amministrazioni come quella di Strioli o peggio ancora come quella che potrebbe essere un'amministrazione di Borin, cosa hanno detto? Hanno pensato bene di appoggiare la lista di Olio. Questo non fa. Sono annoverati anche loro, ci sono tutti, guardi, ci sono tutti, quindi veda lei. E non è questa la questione. Sì, la questione è un'altra. Sì, la questione di Porto Santa Margherita, noi lì... No, aspetta, perché nei termini in realtà non hai detto favorevole al contrario, allora io a quel progetto non sono favorevole perché secondo me è un progetto che cozza con quello che è l'orientamento della nostra lista civica, che è quella di mettere in primo piano prima il riordino e la riqualificazione dell'esistente e poi la realizzazione di nuove aree. Però sono favorevole alla termalità. Chiaramente vanno ritrovate le calibrature volumetriche per fare in modo che ci sia un equilibrio che comporti anche un beneficio collettivo, soprattutto se in termini di realizzazione di prime case, che è chiaro il suo problema. Porto Santa Margherita adotteremo un criterio di federalismo territoriale, per cui siccome Porto Santa Margherita attraverso le imposte locali che noi vogliamo comprimere al massimo, necessita, mette nella pancia delle casse del comune di Cavoli cifre importanti attraverso la tassazione delle imposte locali, noi vogliamo costruire un meccanismo e costruiremo un meccanismo affinché una parte di queste imposte locali trovi sempre una ricaduta territoriale, ma siccome stiamo parlando di cifre con le quali non si può sostenere quella serie di iniziative e di investimenti per risollevare le sorti di Porto Santa Margherita, che richiede notevoli attenzioni e notevoli investimenti appunto, noi di fianco alla compressione delle imposte locali apriremo un ufficio bandi e progetti comunitari per cofinanziare progetti comunitari, bandi comunitari e realizzare finalmente quelle opere che in 40 anni non sono ancora state fatte a Porto Santa Margherita. Vabbè, l'ultima cosa, ma proprio una risposta flash, la signora fa una domanda che farei anch'io: come fa il cittadino a capire quel che state combinando in comune? Deve partecipare il cittadino a quelle che sono le iniziative dell'amministrazione. E anche qui un punto importante: noi l'azione amministrativa, lo dicevo prima in passaggio, la vogliamo riportare in mezzo ai cittadini e quindi vogliamo da un lato ricostruire quei meccanismi, che si chiamavano una volta i circoli di quartiere, i circoli delle frazioni, queste espressioni diciamo di esigenze territoriali localizzate sulle varie aree del territorio. Dall'altro vogliamo portare l'azione amministrativa da fuori palazzo dentro le diverse realtà, quindi nelle frazioni. E questo è un processo che in qualche modo invera un atteggiamento che ci siamo dati come un faro da seguire, che è quello di riportare dentro la casa comunale serenità e stabilità attraverso un dialogo costante con i cittadini.
Vabbè, è chiaro. Ciao Strilli. Sulle terme già risposto, quindi saltiamo direttamente. Ha detto che il progetto va bene, però ci vogliono più case popolari, però la risposta c'è. Vediamo sul resto. Allora, vorrei però replicare anche su quel punto, ma lo farò in maniera molto telegrafica. Ci sono 8 domande poste dai cittadini presenti e vorrei rispondere a tutte. Come attuare trasparenza e prevenzione? Come ho fatto? Già, nel 2013 ho nominato responsabile all'interno del Comune di Caole per la prevenzione della corruzione e il segretario comunale, il dottor Nobile, l'ho fatto con decreto del sindaco. Nel gennaio del 2013 ho approvato il piano triennale sulla prevenzione della corruzione che viene approvato ogni anno, è triennale. L'ho approvato anche nel gennaio del 2014, l'ho approvato il commissario nel gennaio del 2015 e l'ha approvato il commissario nel 2016. Ho nominato il responsabile per la trasparenza, sempre con mio decreto, e sempre il segretario comunale. Ho approvato il piano triennale per la prevenzione, relativo alla trasparenza, e anche è stata riapprovata nel 2015 nel gennaio e il commissario l'ha approvato nel 2016. Ovviamente i cittadini devono partecipare, i consigli comunali gli unici, quelli carichi erano quelli carichi di tensioni, tutti gli altri informativi, come ad esempio la discussione del bilancio, c'erano 7-8 persone. Abbiamo messo lo streaming sperando di raggiungerli a casa. Per quanto riguarda l'unione di comuni, che la domanda era di Sandro Presotto, che però non lo vedo più, io l'ho seguita quella questione, è una buona norma, eccolo, è una buona norma quella di mettere insieme i comuni, perché mettere insieme i servizi, si razionalizzano i servizi, non era quella? Scusami, di. La mia domanda è che forse è la forma elettorale. Sulla legge elettorale. Quando ci sono 12.000 abitanti, Sotto. è insufficiente. Va bene, sì, concordo. Ci dovrebbe essere un sistema per calmierare quando ci sono grossi interventi che hanno una rilevanza importante per la comunità, cioè avere una maggioranza significativa. Scusami, non avevo capito la domanda. No, ha ragione, chiedo venia, perché a me ha ragione lui, è una domanda abbastanza importante questa, se rispondete. Bene. Sulla questione, poi arriviamo alla carta, perché io rispondo alla fine a quella della carta. Sulla campagna elettorale, allora, io non so come hanno fatto questi signori a spendere 2-3 mila euro, visto che la lista Miolo ha tappezzato il paese di tutto il possibile. Noi abbiamo raccolto ad oggi 7.000 euro autofinanziandoci. Ogni candidato della lista, siamo i 16 candidati consiglieri, poi il candidato sindaco, hanno messo una quota. Io e gli altri 3 candidati consiglieri che sono uscenti dall'amministrazione precedente hanno messo una somma molto più importante. Ci sono dei candidati consiglieri che, stante la giovane età, non hanno neanche messo soldi e ci siamo autofinanziati così. Quanto ho speso finora non ho idea, perché abbiamo chiesto la tipografia, il conteggio, che è il costo maggiore, penso saranno 3-4 mila euro, ma non ve lo so dire. Per quanto riguarda la proroga, scusate, È la stessa cifra che ha speso Miolo. ma vi dico cosa ci siamo raccolti in autofinanziamento. Per quanto riguarda la proroga delle terme, Bonin ha detto ancora una volta una cosa non vera, perché in quella delibera del 2008, io non ho il tempo di leggerla, ve la lascio qua sopra dopo, troverete che lui ha approvato l'accordo procedimentale a ritroso che era stato fatto dal Consiglio Comunale sotto la guida Sarto, punto 1 e 2 di quella delibera. Ha approvato la normativa tecnica di attuazione di quell'accordo procedimentale, ragazzi, le norme correlato dell'accordo procedimentale. Ha approvato le schede tecniche che erano del Consiglio Comunale di Sarto, a guida Sarto, e poi cos'è che ha fatto? Ha prorogato al 31 dicembre allora del 2011, dal 2008 gli ha dato una proroga di 3 anni, quindi non è vero che non ha dato una proroga. Quando noi ci siamo studiati la questione sotto il profilo giuridico, eravamo incerti se si poteva fare o non si poteva fare, e quindi abbiamo fatto l'unica cosa normale che farebbe un sindaco, che è quella di parlare col proprio segretario comunale e col proprio dirigente, perché l'uno dà il parere di legittimità e l'altro il parere tecnico. Entrambi hanno detto che non si può revisionare quell'accordo. L'unica possibilità che ha un'amministrazione è quella di sedersi al tavolo con il privato che ha la titolarità di quell'accordo procedimentale e chiedere se è disponibile a rivedere gli accordi o per destinazione o per cubatura, magari spostando il credito edilizio altrove, magari in altri modi che potranno essere individuati. Per quanto riguarda la bandiera blu, così rispondo anche a Giorgio Battistone, il Comune di Caole è un'eccellenza sul territorio,
dal punto di vista ambientale. Questo è l'8º anno consecutivo dal 2007, dopo l'interruzione del 2007 che l'avevamo persa, che la portiamo avanti. Siamo un'eccellenza sul controllo e la qualità delle acque di balneazione, in materia di rifiuti, sulla pubblica illuminazione, sull'analisi delle acque, sugli stabilimenti balneari, sulla depurazione della fognaria. 96% di tutto il territorio è allacciato alla rete fognaria del depuratore. Può reggere un carico di 150.000 persone sul territorio. Siamo uno dei pochi comuni che hanno questi numeri. Guardate che il lavoro in materia di bandiera blu è enorme, perché gli uffici che hanno appena portato a casa la bandiera blu qui a maggio hanno già iniziato a lavorare per bandiera blu 2017. È un lavoro che si snoda per tutto l'anno e ci sono uffici come quello dell'ecologia e l'ambiente che è impegnato a 360 gradi ogni giorno su questa tematica. Io non ho nessun problema a sottoscrivere questo documento che lei mi propone. Posso dire in quanto giornalista e che non potrei dire in quanto magistrato e in quanto poliziotto. Punto primo, la questione delle terme è la questione fondamentale della legalità in questo paese, a Caorle, non scordatevelo. Il fatto che non ci sia un legame diretto oggi dimostrato con la malavita organizzata non vuol dire che non ci sia. Mi capite? Vi sto dicendo che il legame c'è, ma non è dimostrato, quindi occhio sulla questione delle terme. Dal punto di vista amministrativo, io non so se sia possibile recedere o meno, no, non ho idea. Dico che o il comune è in grado di discutere con chiunque quello che si fa sul suo territorio, oppure è meglio che non votiate nessuno. Se io fossi sindaco, e cioè deve fare in modo che il progetto risponda necessariamente alla volontà dei cittadini, ma non una volontà generica. Che cosa volete che vogliano i cittadini di Caorle? Vivere bene in un posto sicuro. Allora è tutto da dimostrare che quella speculazione edilizia, ripeto, che ha un legame diretto con certi interessi, è tutto da dimostrare che faccia del bene a Caorle. Avete un posto dove vengono perché c'è stato Hemingway, perché c'è la Valle Vecchia, perché è una città viva, vera, eccetera, a differenza di Jesolo, a differenza di Raclè. Non ho capito perché dovete andarvi a imbarcare sulla cosa. È una mia opinione personale. Ma anche se voleste imbarcarvi, vi dico, il comune ha tutti gli strumenti per fermare qualsiasi progetto. Allora, l'abbiamo chiamata la Carta di Caorle 2016. Legalità e trasparenza. Rispettare i vincoli di legge che fissano un tetto massimo di spesa per la campagna elettorale. Rendicontare pubblicamente le spese sostenute permettendo di identificare la fonte delle risorse. Punto 2. Attenzione e prudenza. Rifiutare qualsiasi forma di sostegno che condizioni la corretta azione amministrativa. Punto 3. Responsabilità. Rendere pubblici curricula, reddito e patrimonio, potenziali conflitti di interesse ed eventuali procedimenti giudiziari o condanne subite. Punto 4. Rispetto e sobrietà. Osservare un comportamento consono al ruolo pubblico e favorire la più ampia libertà di espressione. Punto 5. Etica. Promuovere l'adozione da parte dell'ente di un codice etico-comportamentale sul modello della Carta di avviso pubblico. Punto 6. Contrasto alle mafie e alla corruzione. Contrastare le organizzazioni mafiose e promuovere misure di prevenzione della corruzione. Punto 7. Cultura della legalità. Attivare azioni di formazione e informazione per aumentare la sensibilità e l'attenzione verso i fenomeni di infiltrazione criminale. Punto 8. Lotta alle ecomafie. Promuovere la nascita di un osservatorio ambiente e legalità che monitori fenomeni ed episodi sospetti, collabori con le forze dell'ordine e sostenga gli amministratori nelle decisioni di contrasto alle iniziative sospette. Punto 9. Difesa del territorio. Garantire trasparenza, informazione e partecipazione in tutti i più importanti processi urbanistici che possono modificare sensibilmente il territorio. Punto 10. Trasparenza negli investimenti urbanistici. Si impegna ad attivare tutte le forme opportune per conoscere gli investitori e promotori di operazioni urbanistiche, ovvero composizioni societarie, composizione e organismi dirigenti delle società, bilanci, precedenti operazioni effettuate,
Sui termini di eventuali accordi pubblico-privati, articolo 6 della legge urbanistica regionale, si impegna a considerare l'assegnazione di un mandato per una valutazione da parte di terzi degli stessi accordi. Bene.